Mandi ad oggi, mandi ad oggi. Io invece non mi sono dimenticato il libro. Fate un po' di rumore, un po' di casino, ragazzi. Giusto un attimo che faccio ripartire di nuovo qua l'Ardulino. Allora, voi sapete cos'è il freestyle? Avete mai sentito parlare di questa tecnica? Bene, bene. Allora arrivo subito. Ha seguito? Sì, molto bene. No, insomma, penso che Allora vi informo credo che tra un po' Incisivi. avrete la ricreazione, no? Sì. Dopo l'annunciamo. Dopo l'annunciamo. dopo Allora, prima di iniziare, io voglio sentire fare un urlo alla parte femminile, così ci capiamo in quanti siamo. E poi un urlo alla parte maschile, giusto così prende un po' di coraggio, perché nel mentre la dittatura di Windows mi ha fatto riaggiornare il computer e quindi non è partita la base subito. Allora, al mio 3 un po' di rumore per le ragazze. 1, 2, 3! No. Non vi sento prese bene. Di nuovo. 1, 2, 3! E adesso la storia in senso futuristico, quindi la storia maschile, sentiamo se è migliore della storia femminile, come dicevano questi intellettuali. 1, 2, 3! A me sembra che i futuristi non è che c'hanno sempre ragione. Riproviamo. 1, 2, 3 le donne! 1, 2, 3 ragazzi! 1, 2, 3 le donne! 1, 2, 3 gli uomini! E poi per favore, visto che siamo tutti esseri umani, 1, 2, 3 tutti insieme. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Ok, questo mi piace. Voglio vedere se vi svegliate con un tot di rime improvvisate. Di sicuro voi a scuola ci andate, ma i libri fuori a ricreazione non li bruciate. Che fate? Vi inculcate nelle menti dei pensieri troppo dissuadenti. Sono detonazioni conseguenti, anzi riflessi conseguenti, come detonazione quando una sorta di dittatura agli antipodi della coscienza ti dice: per favore brucia un libro che vuoi che sia, non è mica la storia del nostro messia. Su via, dai un po' di fuoco alla via. Ma cos'è questa qua? Una umana pazzia. Io non so che farmene, che diamine, non si può bruciare le pagine. La pagina è sudore, è condensato, un ragionamento del passato. Ciò che sono è in relazione a ciò che ho letto, ciò che sono è in relazione a ciò che ha sorretto. Costituzione oppure Bibbia o qualsiasi libro che ti apre la coscienza, pure l'anima. Esamina questo ragionamento, ogni volta che leggo sono più contento, perché focalizzo la mia attenzione in un'unica direzione, altro che il multitasking di tutti quei tasti che fanno confusione e poi non partono nemmeno le basi prima della ricreazione. Voi come siete presi? Di sicuro leggete 2 post invece di 2 libri al mese. Mi sa che questa cosa non funziona, è palese, ed è pure abnormale. Puoi leggere quando vuoi, ma se rimani un analfabeta funzionale la cosa non funziona. C'è qualcosa che ti manda il pensiero in coma, quindi uomo o donna o intera popolazione, perdona una cosa, prima ragiona su quello che leggi, ragiona sui riferimenti su cui ti sorreggi. È inutile avere tanta cultura se poi arriva uno in divisa e ti dice che è tutta spazzatura. Tu mantieni come pensiero liquido, pensiero critico, pensiero ermetico, pensiero onirico, pensiero magico, tutto nello stesso calderone. In 2 parole, senza dire niente, fai la rivoluzione. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Allora la mia idea è questa, che adesso sentiamo le motivazioni del perché e del per come, qualche libro è importante per il gruppo classe, poi io vi faccio una reppata su tutti questi titoli qua, ma prima faremo anche un gioco assieme, ma vi dirò dopo. Allora io inizio così in ordine caoticamente sparso e libero, dando la parola al primo concorrente di oggi. Dai, scherzo. Presentati.
Vieni qua vicino al totem. Ciao. Ciao. Io sono Federico, rappresentante della terza di RIM, dello Zanon. La mia classe ha deciso di scegliere come libro da salvare un libretto, però famoso, Pinocchio, perché è un classico e diciamo che il suo messaggio dura attraverso le generazioni, e poi perché racconta anche il viaggio che è la vita e le conseguenze che ha. E abbiamo scelto come la parola chiave è stata sincerità, e quindi io adesso lo metto qua. Bellissimo. Applauso per la rima. Sincerità. Prossimo. Buongiorno. Rispondere cortesia, no? Il mio nome è Pietro, vengo dall'istituto Egidio Feruglio di Feletto, della classe terza A. Il titolo del libro scelto è Scolpito nel vostro cuore, dal binario 21 ad Auschwitz e ritorno, un viaggio nella memoria. E questo libro tratta di Liliana Segre, che è una bambina che fu deportata nel campo di concentramento ad Auschwitz quando aveva solo 13 anni, e l'insegnamento che secondo me e secondo tutti offre questo libro è quello di non mollare mai, perché come ha detto lei, non dite mai che non ce la potete fare, non è vero. Ognuno è fortissimo e responsabile di se stesso. Dobbiamo camminare nella vita una gamba davanti all'altra, che la marcia che vi aspetta sia la marcia della vita. La parola che ho scelto è l'amicizia. Bene. Ok, grazie. Amicizia. Ciao, io sono Pierluigi e sono rappresentante della terza H di Feletto. Il libro che la mia classe ha scelto è stato Nel mare ci sono i coccodrilli, che con una motivazione un po' breve ci fa capire che spesso la libertà ha dei prezzi molto alti. Questo libro parla della storia di un ragazzo che dall'Afghanistan arriva in Italia, quindi è un viaggio molto interessante. E le parole chiave sono coraggio e rispetto. L'unica cosa è che abbiamo lasciato il libro. No problema. Metti la scheda lì, così. Ciao. Io sono Sara e sono la rappresentante di classe dell'Istituto Comprensivo di Tavagnacco della terza G. Noi abbiamo scelto La ragazza della neve perché la motivazione è perché nella sofferenza a volte nascono splendide storie di amicizia e di amore, e la nostra parola chiave è comprensione. Ok. E il libro Il foglio metti così. Ok, ci sono. Ciao. Quindi cosa dico? Cioè, non so. Okay. Allora, il libro che abbiamo scelto è Fino a quando la mia stella brillerà di Liliana Segre. E non so. L'abbiamo scelto perché il libro descrive una serie di avvenimenti di carattere storico e rappresenta una testimonianza molto importante raccontata da una persona che ha vissuto i fatti narrati nel libro. Tra qualche anno non ci saranno più i sopravvissuti alla grande tragedia dell'Olocausto e saranno solo i libri, i film, i documenti, eccetera, a poter testimoniare quanto è accaduto affinché non si dimentichi fino a che punto può arrivare la crudeltà umana. E la parola chiave è l'indifferenza. Grazie. E anche noi non abbiamo il libro, quindi... Metto il foglio. Dove la metto? Grazie. The next one. Ciao, sono Xavier, rappresento la terza F di Tavagnacco e di Gioferuglio. Oggi abbiamo portato Wonder di Palaccio.
come si dice. L'abbiamo scelto perché il libro insegna i valori principali dell'amicizia, che non si basano sulla bellezza o ricchezza, ma su come sei dentro. Un ragazzino diverso trova sempre il lato positivo e la forza per continuare. La parola chiave è integrazione. Siete in coppia? Sì, siamo in due. Allora, buongiorno, noi stiamo... Buongiorno. Siamo del liceo scientifico Marinelli, della quinta F. Noi abbiamo scelto come libro Il buio oltre la siepe di Harper Lee, perché diciamo che per noi rappresenta sia, come dire, la lotta contro il razzismo, contro le discriminazioni, la voglia di avere dei diritti e quindi uguaglianza per tutti, tramite anche la giustizia, che per la nostra parola chiave, in quanto appunto è una delle, come dire, delle forme che prevalgono in questo libro. Sì. Grazie. Buongiorno, noi siamo... Buongiorno. E noi siamo le rappresentanti della classe terza E dell'Istituto Comprensivo di Tavagnacco. E per oggi abbiamo scelto il libro L'amico ritrovato di Fred Ullman e ci ha colpito particolarmente. Dato che ci ha fatto riflettere da un punto di vista attuale. Infatti narra di due ragazzi, uno ebreo e l'altro tedesco di famiglia aristocratica. Quest'ultima era contro gli ebrei e pensava che fossero tutti da sterminare, da uccidere, ma nonostante questo i due amici trovano appunto la loro amicizia è duratura e non si scioglie nel tempo, ed ci ha veramente colpito molto. E infatti la loro amicizia è priva di barriere etniche o differenze culturali. E come parole chiave abbiamo scelto lealtà, fedeltà e amicizia. Ciao a tutti, sono Riccardo Tolusso, quinta A, liceo scientifico Torricelli a Maniago. E il libro che abbiamo scelto noi è Il Piccolo Principe. Abbiamo scelto questo libro perché è comunque un pilastro della cultura occidentale e per di più è un libro che va bene sia per grandi che per piccoli e che cresce insieme al lettore, e per questo la nostra parola chiave è crescita. Buongiorno a tutti, sono Giacomo Fabbro dell'Istituto Sportivo di Torricelli di Maniago. Il libro che abbiamo scelto è Una storia semplice di Leonardo Sciascia, che nelle parole dello scrittore è un racconto complicato perché inizia come un poliziesco ma si evolve in qualcosa di più. È una storia di criminalità, è strettamente legato al meridione e ti fa veramente riflettere su cosa succede in un posto che è molto vicino a dove viviamo noi. La parola chiave è mafia. Ciao a tutti, io sono Bruno e vengo dall'Istituto Evangelista Torricelli Maniago e noi abbiamo scelto Io non ho paura di Amaniti perché, anche se è un libro diciamo breve, nella semplicità di 200 pagine racchiude amicizia, coraggio e altruismo. Un'amicizia che va oltre le differenze sociali, rappresentata dalla purezza di due bambini, Michele e Filippo, che vivono nell'ambiente povero del sud Italia degli anni '80. E le parole chiave sono altruismo, amicizia e coraggio. Allora io intanto vi faccio due rime su questi, però prima vorrei un gioco, nel senso vedo che è una cosa magica che ci sono anche le platee, i ragazzi venuti dalla provincia di Pordenone, eccetera, eccetera. Allora si può fare un gioco, no? Che la parte bassa, questa parte qua, dice una frase e la parte alta risponde, così facciamo un po' in tutti questo gioco.
Allora la frase è molto semplice, che c'era anche su un volantino, no? Quindi la parte bassa dirà questo: io questo libro, e la parte alta dice lo da salvare. La parte alta dico quelli sopra le scale, lassù, i ragazzi in alto. Mi sentite per la via? Allora questi di lo da salvare. Proviamo? E dovete urlare un po' di più, se no non mi arriva fin qua. Sentiamo? Allora proviamo prima senza base, poi con la base. Quindi io questo libro, voi, e lo da salvare voi altri. Allora, io questo libro, dai. Io questo libro. Adesso più difficile perché metto il beat, però le casse stanno perfette con le sillabe, quindi combiniamo. Combiniamo un po' poco perché si è impirato il computer nel mentre, quindi io questo computer l'ho da ravviare, barra anche da buttare. Boom, facciamo senza, basta, tanto le compagne. Allora, grazie per la partecipazione, inizio io a repare. Con ogni titolo che avete depositato nel totem ci sono un po' di liriche non note, adesso mi allucinano tipo peyote, comunque si vede che lo sapete. Prendo in mano il buio oltre la siepe, non mi ricordo la parola chiave ma si sa, dentro questo libro ce n'ha bizzeffe in quantità. Arpen lì, o capisca le do screta chi, quindi non fa sfadia, basta il nome Viargilu, scuviargilu, ma meglio parlare in italiano così mi comprendi. Di sana, robusta costituzione come la base di questa composizione. L'autore è Andrea De Gallo, vi dico che questo libro è uno sballo, un po' come il mio computer che si rifiuta di là in devanto e tiri ne pa che cusse pardomano alle cracate, vonde tanto. Comunque c'è chi magari mi ascolta, arriva al dunque e dice ma che sfiga, ho dimenticato il libro, ma qua c'è una schedina che mi dà la professionalità di entrare in questa platea, perché laddove si bruciano i libri si finisce col bruciare gli uomini, ma prima si brucia un'idea, oh no. Allora il titolo del libro mi sembra che è Il Piccolo Principe, che fa parte anche di me, delle tue storie, al culmine di ogni passaggio generazionale. Sono come i Simpson, vanno bene per ogni generazione, mentre improvviso qua, non mi eclisso in questa improvvisazione là. Ragazza della neve è il titolo azzeccato perché anche oggi ha nevicato e questo è abbastanza scontato. Siamo tutti contenti qua davanti, ma l'applauso più grande va per il logo dell'Ampi, è giusto, per rendere onore a chi riempie questo palco e a chi non brucia i libri con l'estintore come abbiamo visto prima. Continuo con qualche altra rima e si sa fino a quando la mia stella brillerà, è scritto qua. E la classe già lo sa perché l'ha portato, con queste rime faccio un accrocchio, non dico cazzate, mica mi chiamate Pinocchio, è normale, è uno sdegno, io l'unica cosa dura è la mia testa di legno, per non dire l'incontrario, un po' più in basso perché sennò sarebbe non si può dire a scuola, faccio una rima così per prenderti un po' in giro. Comunque scolpitelo nel vostro cuore, insegnatelo a ogni vostro dirimpettaio il fatto che l'amore è un guaio, ma è l'unica cosa che ci salva da questa merdosa pensiero dittatoriale unico che impervia in questa nostra sana repubblica un po' meno democratica. Comunque vengo al dunque, chiunque può capire che non è una critica, ma mi sembra che sta deviando un po' la situazione politica.
Giusto così per ridere, perché nel mare ci sono i coccodrilli e vi mangiano anche se entrate un po' brilli, quindi state attenti, state fermi come birilli, perché il mondo è pieno di avversità, ma si sa che con l'amore colma ogni sorta di diversità, quindi riesce a farti guardare col cuore ciò che l'occhio non vede, va più in là, si chiama pace e può essere scritto nelle sacre scritture o nelle scritture laiche di profonde e durature sofferenze. Non arrivi mai a sta cence di un libro, ma anche le sue ozze mi van bene, sono un po' come il prete di prima, solo che io lo faccio in rima. Dai, sto scherzando. Comunque io non ho paura quando sto rappando, anche se sto computer non sta funzionando. Comunque voi mi state supportando, è chiaro che non vado allo sbando, ma quanti foglietti, quanti libretti, comunque 100 anni di solitudine. Ma questo libro è scritto a Udine, giusto così, per dire qualche roba anche qui. Wonder, non dai mai a Wonder, RJ e il Placido, sembra una storia romana tipo Ertrucido. Comunque non mi ricordo la scheda, nemmeno la parola chiave, ma chiunque lei un libri, è le persone brave, mi sa, a me è normale, no? Non ci serve una laurea, non ci serve la scuola, ci basta riempire di libri una carriola e far su le fondamenta di una scuola interiore che vale molto meglio, molto più dell'istituzione, perché autorealizzazione, autoribellione, ed è col cuore che si può fare casomai la rivoluzione. Ad ogni modo, una storia semplice si sa, l'ha scritta Leonardo, che non è il genio, ma comunque un genio, è Sciascià. Grazie! Allora di nuovo, io non sento niente, tu devi urlare. Io questo libro e io vi devo ringraziare. Qua ancora morto. Allora io volevo dire una cosa, noi stiamo costruendo piano piano la nostra torre, come quella di Bebelplatz a Berlino, perché questa è stata costruita apposta per ricordare quel monumento che ricorda a Berlino il rogo dei libri. Noi abbiamo la nostra piccola Bebelplatz e la torre dei libri, fatta da voi. Un applauso a Lampi che mette in campo tutte queste idee artistico-intellettuali. Allora, il prossimo, che sono sfantati scampi. Una alla volta, mi hanno fregato. Buongiorno, io sono Giulia e sono la rappresentante della quinta CMA al Malignani e noi abbiamo scelto Sotto il burqa e parla di una ragazzina afghana che vive a Kabul sotto il regime talebano che le ha tolto praticamente tutto, la scuola, gli amici e anche la sua identità, dato che si dovrà travestire da ragazzo per sopravvivere dopo l'arresto del padre. Ciao, io sono Anna Cela della quinta RIM dell'Istituto Zanon. Allora, il libro che noi presentiamo oggi è 1000 splendidi soli di Khaled Hosseini ed è un libro che noi abbiamo scelto perché tratta di un argomento molto importante e sul quale abbiamo lavorato molto con la classe partecipando a tanti progetti e parla delle donne e in questo caso più precisamente parla delle condizioni delle donne in Afghanistan e, intorno al 1980, però come tutti sappiamo questo è un argomento che è estremamente attuale e un libro come questo fa riflettere ovviamente i lettori su questo argomento, diciamo. E la parola chiave sono ovviamente le donne, ma anche il rispetto. Noi abbiamo scelto Frankenstein perché tratta un tema che è ancora molto valido oggi, e cioè i pregiudizi sociali. La creatura infatti non è malvagia di natura, anzi è quando la società che ha paura di lui lo tratta come un mostro e lui finisce per comportarsi da tale.
E per questo la parola chiave che abbiamo scelto è pregiudizi, e per citare Aldo, non importa che tu sia un pavone o un armadillo, basta che se muori mi avvisi prima. Nel presere sì. Salve. No, salve. Io sono Davide, rappresento la classe quinta del liceo Rico Troipa e come libro da salvare abbiamo deciso di portare il Silmarillion di Tolkien, che appunto consideriamo come un capostipite della letteratura fantasy, perché l'autore ha saputo comunque creare una mitologia proprio completamente da zero, e quindi si collega anche al tema di cui parlavamo prima, del sogno e una prospettiva diversa dalla vita reale. E niente, il libro non ce l'ho qua perché è un mattone e perché me lo sono dimenticato a casa. Salve. Ciao a tutti. Allora, io sono Aurora e rappresento la quarta C del liceo scientifico Marinelli e come libro da salvare abbiamo scelto Il canto di Natale perché innanzitutto abbiamo pensato a un libro che possa incoraggiare la scrittura e la lettura, ma di trattare il prossimo come un proprio pari e di non pensare alle ricchezze della vita ma anche alle piccole cose che ci sono nel mondo. E la parola chiave è altruismo. Mettimi qua, se no mi casino. Dove devo arrivare adesso? Voi già fatto? Chi manca? Okay. Ciao, io sono Sandra, rappresentante della quinta di Rim dello Zanon. Io sono Stefano e abbiamo scelto come libro la Divina Abbiamo scelto come libro la Divina Commedia e magari può sembrare una scelta un po' scontata, però per noi rappresenta la cultura italiana, la base della nostra cultura, e anche Dante con questo libro ha cercato di creare la nazione dell'Italia che oggi la vediamo, cioè l'insieme di più culture, non imponendone una dall'alto, ma cercando di far coabitare tutte le culture che erano presenti sul nostro territorio. E la parola chiave è comprensione. Mettimi il foglietto qua. No, abbiamo messo qui. Ah, ok. Niente. Ciao, sono Veronica della quinta Cirim dello Zanon. Ciao, sono Stefania. Il libro che abbiamo portato per oggi è Io e te di Niccolò Manitti, che racconta il rapporto complicato tra due fratelli e che, costretti a una convivenza forzata, devono scoprirsi e conoscersi meglio e si supportano e aiutano a vicenda per superare i vari problemi che hanno. La sorella, ad esempio, ha problemi con la droga, mentre il fratello è molto timido e non riesce ad avere delle relazioni con quelle adolescenti. Per questo le nostre parole chiave sono ascolto e supporto. Ciao, sono Sara della quinta B turistico dello Zanon e noi abbiamo scelto di salvare questo libro che è Vela Bianca di Sergio Bambaren. Abbiamo scelto questo libro perché diciamo è la mappa che porta la gente a ritrovare la felicità perduta e diciamo secondo noi è quando le persone hanno dei periodi oscuri della propria vita, questa qua può essere la candela che aiuta a trovare la luce. E la parola chiave di questo libro è viaggio, proprio perché i protagonisti andranno a diciamo svolgere un viaggio per ritrovare loro stessi e la felicità. Occhio. Perché? Occhio che già questa roba qui non parte. Ciao. Anche per la razza di prima che non abbiamo.
Allora, noi abbiamo scelto Le ragazze di Kabul, che è un libro che parla di due ragazze che si trovano in Afghanistan a fare le volontarie in un ospedale. Abbiamo scelto di portare questo libro perché comunque è un tema abbastanza attuale e penso che potendo leggerlo si è più tolleranti anche rispetto alla situazione e al problema che abbiamo attualmente. Ciao. A posto. Sono finiti, Doc. Il vostro primo libro? Questo, no? Allora intanto vi leggo. E c'è PX Error in Zenik. Nulla di fa, no? Il mio computer. Per quello sono meglio i libri, no? Allora adesso facciamo un altro gioco. Visto che abbiamo talmente tanti libri che non stanno sul totem, ma non sono tutti, mi hanno informato prima. Allora sempre parte bassa, anzi no, cambiamo, facciamo la destra e la sinistra, un po' come succede in Italia, no? Quindi la parte di qua può dire, facciamo questo giochetto, no? Se noi abbiamo più libri, in realtà cambiamo un po' la parola, siamo più liberi, giusto? Allora questa parte di qua dice più libri e queste bande di qua invece ti dice più liberi, ok? Quindi, sì, no, 1, 2, 3. Grazie. Con più libri tu mi consoli, di sicuro io non mi perdo 1000 splendidi soli, nel senso che faccio un viaggio attraverso il deserto, ho solo un sole in testa, ma per questo non mi perdo. E si sa, qualcuno dice chi se ne fotte, tanto la sera guardo la stella quando è piena notte, è sempre un sole anche se fa da specchio, è sempre un sole ma brilla parecchio. Metto giù questo libro nel totem, faccio lirica e rap, quindi è uno stile che percuote. Al Venkai di sicuro ti fa sdul, un saluto a tutte le ragazze, comprese quelle di Kabul, un viaggio all'interno della differenza, della sofferenza, anzi attualmente dell'indifferenza che vedo sostenuta anche dai media. Il viaggio di Kabul, le ragazze di Kabul, il sole dentro e fuori una grande tragedia. Metto qua questo libro che non è un'informazione scazzata tipo quella di Wikipedia, ma si sa che la vela bianca, un po' come la balena di Moby Dick, rappo qua senza il beat ma è lo stesso, that's the shit come direbbero in America. Fai una vela bianca e vedi che la terra è sferica. Qualcuno dice no, secondo la mia liturgia è piatta. Ad ogni modo tu parti e poi vedi, ad ogni modo tu parti e poi cedi, solamente a quello che riesce a intercedere. Comunque il viaggio più grande è quello interiore, quello che si fa con la vela del cuore, dice questo libro se non vado errato. Faccio un altro stile improvvisato, grazie al ragazzo che il biglietto non me l'ha piegato. È scontato ma prima di aver rappato devo averlo girato, missa. Comunque dice io e te, è il libro scelto ma non so l'altro dov'è. Probabilmente siamo tutti insieme, come Ulero Ven facciamo parte dello stesso insieme. Comunque la parola chiave è supporto e ascolto. Vado sconvolto perché parla del fatto che troppi ragazzi vanno sotto a ruota con le droghe. Succede così anche nella critica, succede così anche nella cronaca, ma si sa, per fare rap di qualità la droga non serve, lasciali agli altri. Ma in realtà è la società che ti dà troppo grigiore, quindi uno cerca un po' di amore in una sostanza multicolore. È un'overdose di cose fantasiose, ma preferisco letture stilose, non so voi. Ad ogni modo metto qua anche questo nel totem, faccio altre liriche che non sono mai vuote, perché voi mi date gli spunti. Siete voi che mi fate copiare dandomi gli appunti. Ad ogni modo è così.
Il quinto Marillon di Gerlet Tolkien, dicono che un mattone per la precisione non si porta ma su via. Il viaggio inizia prima nella testa, è una fantasia, coglie una nuova lingua per un nuovo messia, è così che fa, mentre nella società rispetto per la lingua madre, ciao ciao fra, è così, quindi la gente va nella lingua immaginaria, ma l'importante è mantenerla viva, come dicono in Giamaica, Moorfire, questa iniziativa. Il libro del titolo scelto è Il canto di Natale, mi sembra un po' fuori stagione per la precisione, ma va bene uguale. La parola chiave è l'altruismo, che è tutto l'incontrario di ogni dittatura, come ad esempio il fascismo. L'abbiamo visto che prima inizia con una separazione, con una divisa, con un ordine, poi finisce con un plotone, con parola d'ordine 1, 2, 3, si salvi chi può. L'altruismo è quello che mi fa andare oltre lo status quo, quindi io rappresento per questa gente che c'ha l'altruismo nel cuore, nelle gambe, nella mente, nel cervello e non fa bordello se si mette nei panni di uno che per la società non è un cazzo bello. Non so, sono due amici miei, i drogats, gli anarchici, i comunisti, anche i gay, i neri, i già, i blancs, doc. Non è nessuna differenza, a parte che non mi rispettino e che non hanno coscienze. Capisci? Faccio freestyle adesso così nel dram. Un chiodo fisso in testa come Frankenstein. Qualcuno pensa che sia il mostro, ma si sa, il mostro è letto e sorretto per contrapposizione della società. Sbatti il mostro in prima pagina come i titoli di cronaca di questi giorni. Sbatti il mostro in prima pagina come un noto film e poi non ne vedrai altri nei dintorni. Sbatti il mostro in prima pagina, ma la parola chiave è conoscenza proibita e pregiudizi sociali come tutto il titolo della conferenza. Abbi pazienza, ho ancora 2 libri, poi mi inciampo, ho ancora 2 libri, poi smettono un canto. La trilogia del burka, rimaniamo sempre lì, sulle ragazze che decidono di vestirsi in altri modi rispetto alla tradizione. Dovete sapere che in Iran le tipe negli anni 70 andavano scosciate, adesso vanno tutte raccapricciate dentro il burka perché è cambiata la rivoluzione, è diventata un po' più teocratica. In pratica c'è sempre un governo che decide come ti devi vestire. Ma la donna è l'essere più libero, che cazzo gli dovete dire? Dico così, giusto per spiegarti. Comunque la Divina Commedia è quello che faccio con le rime per allietarti. Paradiso, inferno e pure purgatorio, qua si sa, è l'essenza dell'italianità e della cultura, di un personaggio che andava errante conoscendo altre lingue tante, ma disprezzava quella friulana, ad ogni modo era un esiliato. Dante è la cosa che ancora non ho repato, ma sarebbe pure una figata entrare a scuola così. È il libro che odiamo a scuola e poi rimpiangiamo agli anni. Poi chi innanzi è poco più le ciglia, vedi il maestro color che sanno, seder tra la filosofica famiglia, tutti lo mirano, tutti onor li fanno. Qui privi io Socrate e Platone che dinanzi agli altri più presto li stanno. Non riesco a leggere tutto il libro perché questo è un rapper che mi provoca affanno. Questa è rap, è poesia e ti pare, lo metto vicino al mio libro della poesia popolare, le villotte friulane, il Dante nostro, parole scritte su un tanto inchiostro. Grazie. Grazie a DJ Tubet. Adesso io chiederei ai nostri rappresentanti di scendere e vorrei far salire qui le 2 classi dello Zanon. Fate un grosso applauso per i vostri rappresentanti. Grazie ragazzi. Grazie. Dopo vi ritorniamo i libri, non vi preoccupate. Ehi ragazzi. Sì, ve la faccio dopo, ma comunque il computer non... si è spaccato l'hard disk nel mentre, non parte il Windows. Allora fate un applauso ai ragazzi dello Zanon che hanno un libro per ciascuno. Cercate di mettervi un po' tipo così, in modo da star tutti visibili. Intanto che vi preparate, io
mi sento proprio di ringraziare le studentesse e gli studenti per il contributo che hanno portato e per le bellissime parole, le parole d'ordine che hanno scelto. E voglio ricordare ancora una persona il cui anniversario della morte ricorre proprio questa settimana, che era una donna di Udine che era stata deportata. Questa donna si chiama Rosa Cantoni e Rosa Cantoni amava tantissimo gli studenti e lei diceva, e sarebbe stata contenta di essere qui oggi, che i pensieri e le parole, lo diceva spesso, possono cambiare il mondo. Ok, allora intanto vorrei un grosso applauso per questi ragazzi. Allora io farei un ultimo piccolo freestyle così, voi alzate il libro, io ve lo leggo e faccio 2 rime così gli altri sanno un po' che titolo è, ok? Faccio freestyle, mentre tutti annoveri Stephen King, il libro è Misery, dice la ragazza con l'orecchio di perla, è bella nel riquadro che nel libro dovreste vederla, io sono con te, ma è la storia che abbiamo già letto, comunque massimo rispetto per anche te che hai portato il tuo libretto, lettera a un bambino nato, faccio lo stile improvvisato, bella per il libro eticizzano un timbrato, io faccio lo stile ma il sesso inutile, no, sto leggendo dello stesso autore, scusami, è lettera a un bambino mai nato, ma mi sa che era qualcosa di tangenziale perché prima insomma il bambino lo devi fare. Ad ogni modo Paolo Giordano, divorare il cielo lo faccio anch'io con una mano, nessun sogno è troppo grande come diceva B.I.G. Umberto Eco è qui nel nome della rosa, dedicato a ogni ragazza e a ogni morosa, con la rima più fantasiosa, al cacciatore di aquiloni caccio le rime nelle improvvisazioni, l'ombra del vento, vai via col vento come il film, faccio rime come Rakin, 101 storie zen, mi ven ben un coan, sarà anche strano farlo par furlan, o no? Fantastico. Faccio freestyle e così mi piace, la ragazza del treno è uno smeno perché arriva sempre in ritardo, io solamente la vedo passare, solo la saluto e la guardo. Ad ogni modo è così, prima o poi ci abbracceremo, no, non ci baceremo, ci abbracceremo, ma solo nel libro, intendiamo, perché sennò loro si incazzano. Ad ogni modo per questo mi chiamo Giovanni, è uno degli apostoli, è uno degli evangelisti, io mi chiamo Mauro, non c'è un apostolo, sono tutti tristi. Ad ogni modo è così, con queste rime fra i più stilosi, Alessandro Manzoni rappresenta scuola coi promessi sposi, dovevo morire, la vedova nera, sembra quella cosa che faceva le carte su Rai 1 tempo fa la sera, Matt Hang, come fermare il tempo, beh io intanto lo tengo con le rime con tanto di sbattimento, over, è un overdose di te, le rime che vanno che picchiano il cuore al di là del cliché, Fabio Volo un giorno in più, ma però repa tu. Ad ogni modo è così, Twilight mentre faccio freestyle, non ricordo l'autore ma che ci vuoi fare, tanto sarà una roba di paura, l'eleganza del riccio che c'ha gli aculei, faccio freestyle così vorrei, magari per i ciechi farlo in braille, Agatha Christie l'assassino sull'Orient Express, tu Betty Stesti fast freestyle, Dio bocca è bello così da Marco Simoncelli, giusto per i motociclisti, Zana Bianca li ho visti, solo che vi nascondete dietro le quinte, Wonder, Alleggiar prime, Wonder dai Wonder di Wonder, preferisco Wonder Woman, la storia non mi svariona, la storia di Dedalo Icaro, fico mo, quello che tocca al cielo, che poi aveva l'ali di cera e poi cade per terra, una storia vera. Ad ogni modo l'amico ritrovato come Family Man a New York, una città di corsa, come la mia rima adesso si sborsa, al drago di ghiaccio, io che cazzo faccio? Una ragazza brava, una brava ragazza, un successo internazionale, ma il prezzo è stato sbregato perché è un regalo che vale. Ad ogni modo nel mare ci sono i coccodrilli, già lo sappiamo, comunque lo leggiamo. E chi se ne fotte se vi faccio la magia come il libro di Harry Potter? Ad ogni modo qua i libri sono finiti, no, ce n'è uno che non riesco a leggere, è la ladra di libri, è così che misco i libri, è così che vibri, mio fratello rincorre i dinosauri, mi sa me une robe strane, mi sa che alle Drevenier che fa si disegno su une settimane. Ad ogni modo gli sporcelli di Roald Dahl. Non sai se tabae di fracà, une femmine, comunque non le mico mal, deve essere una poesia come Catullo, io rappo qua, faccio il bullo, passo in parte allo schermo, vi faccio uno scherno e vi dico grazie di questo paradiso che senza basi è un inferno, grazie!
La giornata finisce qua. Io, ultima cosa, poi vediamo se vi fa una sorpresa, se vuole ascoltare la richiesta, ma siete stati veramente bravi, quindi penso che qualcosa possa fare. Io volevo dire solo questo, ringraziare il personale che ha fatto la sicurezza qui oggi, perché sono tutti volontari, quindi grazie. Ci vediamo, per chi ci sarà, il 23 febbraio, sempre qui, a parlare e a ricordare la guerra di Etiopia e anche, come sempre, con qualche sorpresa. Grazie, alla prossima. Grazie. Allora io vi posso fare, potete scendere se volete, vi posso fare un pezzo di Aleudin sempre senza beat. Se voi battete le mani facciamo la base e magari chi la sa può cantarla un po'. Vengo giù fra di voi a farla. Allora se facciamo tipo, facciamo come una volta, no? Le basi a mano. Yeah, tu sei secco dis e veni nuca di ogni paese, yeah, testa di ossicchiati, zanone, pull up. Di nuovo, dai, battiamo le mani un po' più veloce così magari viene un po' più decente. Allora, io inizio a rappare e voi battete le mani a cuore, dai. Yeah, tu sei secco dis e veni nuca di ogni paese, yeah. Testa di ossicchiati, tribune curva nord e chianti in più di 100 anni di storia, Coppa UEFA Champions League, Aleudin, i capocannonieri è da anni che sono qui, bianconeri, 100 anni, non sono mica pochi, tutto il Friuli, va al Friuli quando i giochi. Tieni sempre aperti gli occhi e fai valere giocatori fino a prima ignoti, invidi i nostri bomber, mettiti in fila, rugliamo la tua squadra senza i soldi del Milan, Reginetta delle provinciali, Zico Birov di Natale, Udinese senza pari, 3-4-3 in quelle stagioni, Coppa UEFA terzo posto, Alberto Zaccheroni. Ma con Guidolin il sogno si ripete, in Champions tutti fieri di essere zebrette, yeah! Tu sei secco dis e veni nuca di ogni paese, testa di ossicchiati, tribune curva nord e chianti in più di 100 anni di storia, Coppa UEFA Champions League, Aleudin, i capocannonieri è da anni che sono qui, bianconeri, si illudin Calvenci di quando nasceva il ballon, dal 1996 ma sotto un'altra federazione, to sberle, Aleudin come che dice la canzone, intanto che ricorso Rodoli, intanto correndo al ballon, anzi in cui le coppe Italia non sbrisse per un gol, da stare merette, fier di un popolo, in un urlo sol, al 50 secondo puesto, al 90 tiarci puesto, in casa tal foresta in Serie A, che resist, yeah! Tu sei secco dis e veni nuca di ogni paese, yeah! Testa di ossicchiati, tribune curva nord e chianti in più di 100 anni di storia, Coppa UEFA Champions League, Aleudin, i capocannonieri è da anni che sono qui, bianconeri, con tanto becco poter toto, ti ciudo tal 2000, udri come 90, alto limite, al chill, sempre di Furlani e per Furlan scrivevi in ca, quando te vas in UEFA, non basta le boss sberlato, tutto pubblico le bravo rossa, tranquilla schiadinosa, domandate se non vuole, le tessere del tifoso, tifo d'alza, tutto tempo, tutto so rispetto, tutti contenti, come sosa, rimpinato, persone dritti, yeah! Tu sei secco dis e veni nuca di ogni paese, yeah! Testa di ossicchiati, tribune curva nord e chianti in più di 100 anni di storia, Coppa UEFA Champions League, Aleudin, i capocannonieri ed anni che sono qui, bianconeri. Fate un applauso alle tifose. Grazie, fantastico. Grazie. Si vede